Vignezolo si dimettono in massa i vertici delle associazioni albergatori, la protesta contro la decisione del comune di aumentare la tassa di soggiorno. Ai lavori pubblici sono dedicate gran parte delle risorse previste nel bilancio di previsione di Cafarsetti, riflettori accesi soprattutto sulle zone periferiche a partire da quella intorno all'aeroporto. La storia drammatica di un ex venditore di auto mestrino finito sul lastrico, la sua accusa alla banca e la richiesta di aiuto allo Stato. Sull'area degli ex gasometri a Castello non esiste alcun progetto sul tavolo dell'amministrazione comunale, lo ribadisce il sindaco Luigi Brugnaro dopo la mobilitazione studentesca dei giorni scorsi. Aperti un'ora in meno al giorno, molti dei principali musei veneziani, il PD va all'attacco del sindaco Brugnaro contro il nuovo appalto per la gestione dei musei civici. Si rinnova il tradizionale pranzo di Natale per i più bisognosi servito dalla Caritas, un'opportunità per passare almeno una giornata in serenità. Dal lavoro si può ripartire guardando con ottimismo al futuro, è il motto che guida il gruppo di acquisto solidale organizzato dai lavoratori ACTV di Mestre per i terremotati del centro Italia. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la clamorosa decisione dei vertici dell'associazione iesolana albergatori. L'intero consiglio direttivo ed il presidente questa mattina hanno rassegnato le dimissioni. A scatenare la dura presa di posizione la decisione dell'amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno. Azione bulgara, tuona il presidente di AIA. Una firma dietro l'altra, l'intero consiglio direttivo formato da 13 membri del presidente dell'associazione iesolana albergatori rassegna le dimissioni. La durissima presa di posizione arriva dopo la decisione dell'amministrazione comunale di aumentare la tassa di soggiorno. Non so, forse abbiamo sbagliato noi, ma se abbiamo sbagliato noi come associazione, come rappresentanti dell'associazione, ben vengano altri 13 più un presidente che venga a fare ciò che dovrebbe essere stato fatto, perché io non vedo altre soluzioni in questo contesto. Non ho armi, la politica decide, tu subisci, si va avanti così. Una decisione bulgara è stata definita dall'associazione senza nessuna possibilità di dialogo. Non c'è stato dato modo di contrastare o definire un qualcosa di diverso da quello che poteva essere fatto. Una completa disattenzione alle istanze e alle proposte delle categorie, un grave danno all'immagine della città, la reale prospettiva di mettere a rischio posti di lavoro ed ancora la grave prospettiva di ridurre il potere d'acquisto delle famiglie in vacanza. Questi alcuni dei motivi che hanno portato le dimissioni. La risposta del sindaco. Io non capisco la motivazione di perché, anche perché sapevano che l'amministrazione comunale aveva in mente di fare questo aumento perché c'era necessità di un gettito maggiore dell'imposta di soggiorno di circa 1,8 milioni per far fronte a quelli che sono i nostri programmi elettorali e quindi per dare più servizi alla città. 1.800.000 l'introito secondo il sindaco, 3 milioni invece il calcolo dell'AIA. L'associazione si riserva azioni pesanti e irrimovibili. Noi abbiamo fatto, il nostro ufficio ha fatto i conteggi su quei numeri, su quei dati, su quelle presenze, quindi se vogliono confrontarsi su questi dati, se volevano confrontarsi su questi numeri potevano farlo. Una battaglia che a questo punto è solo all'inizio. Vediamo ora alcuni degli interventi che saranno realizzati in terraferma nel 2018 grazie ai fondi stanziati nel bilancio di Cafarsetti. Ai lavori pubblici sono dedicate più risorse del solito nel bilancio di previsione 2018, appena approvato dal Consiglio Comunale. Finalmente, dopo 2 anni e mezzo di difficoltà e grazie al Sindaco Brugnaro, siamo usciti da un ipotetico disastro economico ereditato non certamente per colpa del Sindaco Brugnaro. Oggi il bilancio è solido. Siamo rientrati economicamente da 800 milioni di euro di debiti a 740 milioni, quindi abbiamo risparmiato 60 milioni di euro di debiti verso banche e soprattutto finalmente abbiamo un bilancio solido. Riflettori accesi soprattutto sulle zone periferiche, a partire da quelle intorno all'aeroporto, dove Save ha finanziato una serie di opere di mitigazione. Noi avremo per Tessera la messa in sicurezza del centro con 1.100.000 euro. Piste ciclabili da Campalto fino a Tessera e da Tessera a Canogara per 1.700.000 euro e in più una cosa molto importante e bella, il recupero archeologico della torre antica di Tessera con un investimento che farà Save di 700.000 euro. Sempre a Campalto un'ulteriore pista ciclabile sarà finanziata da ANAS per collegare il centro Don Vecchi con la chiesa di San Martino.
Nuovi cantieri anche a Carpenedo, dove le manutenzioni ordinarie erano state a lungo trascurate, a partire dal monumento ai caduti nella piazza, che sarà ripulito con uno stanziamento di 20.000 euro. 50.000 euro andranno invece al rifacimento dei marciapiedi in via Montegrotto. Saranno poi messi in sicurezza le fermate dello scuolabus in via Vallon, creando alcune aree di sosta per far salire e scendere i bambini. Ultimo intervento, che economicamente è anche quello più importante, sono 680.000 euro per il rifacimento completo della palestra in Vicolo della Pineta, che è una laterale di via San Donà, che è la sede degli allenamenti della SPES Ginnastica, che si è appena laureato campione d'Italia. Quindi una grande attenzione anche allo sport della nostra amministrazione, ai giovani e allo sport. Sul bilancio approvato dal Consiglio Comunale non si fanno però attendere i distinguo dell'opposizione. Gli investimenti in arrivo nel 2018, dopo lunghi anni di vacche magre, non sono merito del sindaco Brugnaro, secondo gli esponenti del Partito Democratico, che ricordano i cospicui finanziamenti stanziati dallo Stato centrale. Una pioggia di investimenti sul Comune di Venezia e sulla città metropolitana grazie al lavoro del governo, grazie al lavoro dei nostri parlamentari veneziani. Ricordo nel 2018 227 milioni di investimenti solo sul Comune di Venezia, il 73% arriva dal governo. Il fatto che su 220 milioni di euro di investimento nella nostra città 180 derivano dal governo nazionale è esattamente il risultato di un percorso coerente che noi abbiamo voluto qui a Venezia in Consiglio Comunale e, per quanto mi riguarda, come membro dell'esecutivo nazionale a Roma. Nel merito del provvedimento, dal Movimento 5 Stelle arrivano invece critiche all'assunzione di 5 nuovi dirigenti a sostituzione di altrettanti che andranno in pensione. Come abbiamo sottolineato noi, nel confronto con altri comuni si vede che altri comuni delle stesse dimensioni di Venezia vivono tranquillamente con un minor numero di dirigenti. Il sindaco si era impegnato a tagliarli in campagna elettorale fino a dimezzarli. Questa promessa non è stata mantenuta. Dito puntato anche sulle consulenze esterne, troppo costose a detta dei grillini, e sulla presunta mancanza di trasparenza nei criteri con cui sono stati scelti gli interventi pubblici da finanziare. Non c'è stata la partecipazione coi cittadini nelle scelte prioritarie e infatti abbiamo contestato anche la famosa passerella ciclopedonale che arriverà nei pressi dei Pili valorizzando i terreni del sindaco. Incendio questa sera in una casa colonica a Paluello di Stra, le fiamme hanno avvolto la struttura, sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da Mira e da Mestre con autoscale e autobotti. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. Ed ora invece il racconto drammatico di Giancarlo Bruson, ex venditore di auto finito sul lastrico per colpa della banca. Lo Stato mi deve risarcire. Quello che io vorrò, non soltanto discorso economico, discorso morale, rovinati io e la mia famiglia. È il racconto di un dramma, di un imprenditore e della sua famiglia finiti sul lastrico dopo una vita di lavoro e sacrifici. Era un ottimo venditore d'auto, Giancarlo Bruson. Mestrino, una moglie, 2 figli e 2 bellissimi nipoti, precisa con una punta di orgoglio. Giancarlo Bruson svolgeva la sua attività fiorente nella riviera del Brenta. La sua denuncia è chiara: la banca mi ha rovinato. Come? Applicandomi il tasso del 28% nel conto corrente che avevo, movimentando circa, parliamo ancora in lire, e fai conto che in questa banca 800-900 milioni all'anno. I conti sono rapidi, quel folle tasso di interesse si è mangiato 2 miliardi delle vecchie lire. Poi è venuta un po' di crisi, ero andato a chiedere se potevano darmi, siccome mi stava scadendo la rata del mutuo, ero andato a chiedere se mi potevano dare una mano, avevo 220 milioni di auto lì ferme, però no, ho dovuto svenderle e ne ho recuperati 75, 80. Inutile dire che ai responsabili di quell'istituto di credito molto veneto, precisa il signor Bruson, non è accaduto alcunché, a nulla sono valse le sue denunce presentate alle autorità competenti. Mi tiene in piedi la speranza di un risarcimento che chiedo allo Stato, dice Bruson, che oggi gestisce un parcheggio a Campalto. Sto lavorando, mi sto dando da fare, lavoro anche 20 ore al giorno attualmente, però adesso adesso lo Stato dovrà intervenire in qualche maniera. Fionde in mano, 3 ragazzini si divertivano a colpire, sembra, delle bottiglie nei pressi del cavalcavia di via Fosson dell'autostrada A4 a San Stino di Livenza, ad accorgersi di quando
di quanto stava accadendo alcuni residenti che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Immediatamente il pensiero è andato ai fatti accaduti qualche tempo fa, quando erano stati gettati sassi dal cavalcavia provocando degli incidenti. I militari dell'Arma hanno iniziato le indagini, rafforzato i controlli nella zona. Ieri pomeriggio sono stati individuati e fermati i 3 giovanissimi. Stupiti e spaventati alla vista dei militari, i 3 si sono subito scusati dicendo di non aver fatto nulla di male e che nei giorni precedenti si erano solo esercitati colpendo alcune bottiglie di vetro sistemate nei pressi della recinzione, ma di non aver mai tirato verso la sede autostradale. Sono stati portati in caserma denunciati e riconsegnati ai genitori che li hanno redarguiti. È arrivata la risposta del sindaco di Venezia a una delle più rumorose proteste degli ultimi giorni. Vediamo. Ex gasometri a Castello non esiste alcun progetto sul tavolo dell'amministrazione comunale. Lo ribadisce il sindaco Luigi Brugnaro dopo la mobilitazione studentesca dei giorni scorsi. Ho fatto una protesta e uno sciopero su una cosa che non c'è. Non c'è nessun progetto che a me risulti sugli ex gasometri o questa roba. Non c'è. È una roba vecchia che avevano fatto i comunisti prima, non lo so, ma noi non abbiamo proposto nulla. Perché qualcuno ha tirato fuori un progetto vecchio, gli ha raccontato un sacco di balle e questi fanno pure uno sciopero. Non li ho mai incontrati. Adesso chiederò un incontro con tutti loro, con i genitori, con gli insegnanti e cercheremo di capire sta panzana, l'ennesima. Al fianco degli alunni del Benedetti Tommaseo, diverse associazioni cittadine avevano protestato contro il progetto di una nuova area commerciale avanzato tempo fa dagli acquirenti. Nulla di tutto questo sarebbe però all'ordine del giorno. Dico ai giovani ragazzi, cioè prima di protestare, che va benissimo, io ero uno che contesto sempre, ma prima almeno siamo sicuri delle cose che stiamo dicendo, perché sennò creiamo soltanto che confusione e basta. Massima disponibilità a incontrare e a dialogare con tutti, puntualizza il sindaco, non ci stiamo però a farci prendere in giro e invito i ragazzi a non fidarsi di chi cerca di sfruttarli per il proprio tornaconto politico, come è avvenuto recentemente anche a Milano. Se sbaglio io alzo la mano e dico ho sbagliato, chiedo scusa, non c'è problema, non ho un problema di chiedere scusa, ma se non ho sbagliato metto 1.400.000 euro sulla scuola di Milano, finanziato. Dopo 10 giorni fanno sciopero dicendo a Brugnaro a casa tua è freddo, ma come? Se ti ho appena messo i soldi, allora penso che c'è qualcuno che gli dice guarda che queste sono le determine, fai fare un bello sciopero così poi ci prendiamo i meriti che abbiamo fatto i lavori con le proteste, così non funziona. Aperti un'ora in meno al giorno tutti i principali musei veneziani e il PD va all'attacco del sindaco Brugnaro. Sono stati diminuiti gli orari di apertura per i cosiddetti musei minori, che minori non sono, basta pensare ad esempio al museo di Capesaro, a Carezzonico eccetera. Infatti mentre sono stati aumentati gli orari di Palazzo Ducale, per questi altri musei sono stati ridotti sia aprendo dopo che chiudendo prima. Con il nuovo appalto per la gestione dei musei civici, in inverno resteranno aperti un'ora in meno Carezzonico e Capesaro, la Casa di Goldoni, Palazzo Mocenigo, il Museo del Vetro e quello del Merletto. Il sindaco invece proprio anche in un'intervista a questa rete aveva dichiarato esattamente il contrario, che loro assolutamente non avrebbero chiuso i musei alle 4, che era anzi uno scandalo che i lavoratori non volessero lavorare. Noi quindi chiediamo al sindaco di confermare tale dichiarazione, quindi chiediamo che lo stesso confermi di non voler chiudere i musei alle 4 invece di tenerli aperti ben oltre. I lavoratori hanno accolto con sollievo, riferisce Monica Sambo, la notizia che l'offerta della società Opere Fiorentine per il nuovo appalto è stata dichiarata anomala, come il PD sosteneva da tempo, viste anche le notizie di stampa che vedono indagata questa compagnia per presunte irregolarità nel pagamento dei contributi. Questo in parte ci rassicura, ma contestiamo la mancanza della clausola sociale nell'appalto e questi tagli di ore che vanno in assoluta controtendenza con quanto dichiarato dal sindaco. Sia per i cittadini che possano fruire di questo importante patrimonio culturale della nostra città, ma anche per i turisti che ovviamente visitano la nostra città e ai quali deve essere permesso di visitare non solo Piazza San Marco e Palazzo Ducale, ma anche tutti gli altri nostri musei che ricordo sono molti, importanti e che vanno assolutamente valorizzati. Natale all'insegna della solidarietà, il 25 si rinnoverà il tradizionale appuntamento con il pranzo solidale offerto dalla Caritas veneziana che accoglierà i più bisognosi.
tutti hanno il diritto che ci sia un calore diverso, ecco, credo che da questo punto di vista è una di quelle festività dove la solitudine pesa 10 volte tanto. Dare un'opportunità di incontro che diventa scambio di auguri, di doni, di giochi fatti insieme, la condivisione del pasto che il giorno di Natale assume un significato ancor più profondo legato alla rinascita e alla speranza di una vita migliore. La Caritas diocesana anche quest'anno rinnova il tradizionale appuntamento col pranzo solidale preparato per i più bisognosi. Ormai è una tradizione che fa parte della nostra Chiesa, anche quest'anno avremo questo momento di incontro, sarà anticipato dalla celebrazione della messa per chi vorrà essere presente, poi sarà servito il pranzo alle persone che frequentano già le nostre mense o le persone che sono sole presso il nostro centro pastorale Cardinale Urbani di via Visinone a Zenarino, dove sarà presente il Patriarca e porterà gli auguri a tutte le persone presenti. Una condivisione che aiuta a passare serenamente una giornata in cui sovente chi è in difficoltà rischia di patire ancor di più per la propria condizione di solitudine, acuita da tutto ciò che manca. Abbiamo un clima comunque festoso, di luci e via dicendo, che certamente si coniuga tante volte non troppo bene con la propria tristezza e la propria solitudine. Ecco allora che il pranzo solidale può essere occasione per poter guardare al domani con occhi instillati di rinnovata gioia. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci in studio con l'edizione veneziana dei nostri notiziari. Una bassa marea eccezionale sta mettendo in difficoltà la navigazione per i canali della laguna, itinerari quindi da rimodulare con qualche accortezza in più da tenere per evitare di incorrere nei problemi. Il risultato però è che numerose imbarcazioni sono rimaste impiccate alle bricole e di conseguenza rischiano di ribaltarsi o di rompere l'ormeggio. Secondo il centro maree del comune, questa sera il problema potrebbe riproporsi, infatti è previsto un livello dell'acqua di meno 45 centimetri. La sera della vigilia di Natale invece si registrerà un livello di meno 25 centimetri. Ed ora invece vi parliamo dell'iniziativa dei lavoratori di ACTV che hanno creato un gruppo di acquisto solidale per aiutare i terremotati dell'Italia centrale. Una quota di 50 euro a testa per ogni lavoratore ACTV di Mestre a cui si somma un contributo per le spese. Così dallo scorso anno è nato il gruppo di acquisto solidale per aiutare i terremotati dell'Italia centrale, un'iniziativa avviata nell'immediatezza del devastante sisma e che nel 2017 è stata riproposta in occasione delle festività di Pasqua e per l'imminente Natale. Il gruppo è formato da 300 persone alle quali hanno aderito lavoratori di ACTV SPA, della Polizia Locale di Venezia, delle raffinerie Eni di Porto Marghera, del Teatro La Fenice e del NOE, del gruppo del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Venezia. Ci piaceva l'idea che dei lavoratori potessero aiutare altri lavoratori nella convinzione che dal lavoro si può ripartire guardando con ottimismo al futuro, dice Damiano Rigon. Con questi soldi andremo a Perugia presso un'azienda che si propone di raccogliere tutti i prodotti dei vari territori e in maniera tale da portare un contributo concreto ai lavoratori, come dicevo, che sono stati colpiti da questa grande catastrofe. Come detto, in un anno è la terza volta che il gruppo di acquisto solidale dei lavoratori di ACTV si mette in moto, tanto più che la situazione nelle zone terremotate è tutt'altro che fluida. Finora abbiamo portato circa 45.000 euro di contributi, ai quali poi si aggiungono di contributi che sono arrivati dal presidente del gruppo San Vincenzo ACTV. Ed ora siamo al nostro consueto appuntamento con i presepi e quindi vediamo quello realizzato nella sede della Giunta regionale. Ed è davvero tutto per questa edizione del nostro telegiornale dalla redazione di Venezia. Un augurio di un sereno Natale. Grazie per averci seguito, buona serata.
Sarà una vigilia di Natale all'insegna della costante presenza dell'alta pressione e dunque in compagnia di un tempo stabile, sia pure nebbioso, sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 24 dicembre. Sul Veneto tempo asciutto, tuttavia con foschie, nebbie e nubi basse, specie al mattino sulle pianure centro-meridionali, ma in rapido dissolvimento. Ampio soleggiamento altrove con cielo sereno o al più con poche nubi sparse. Le temperature massime saranno comprese tra 4 e 7 gradi, minime tra -3 e 0 gradi. Che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia? Anche qui presenza di locali foschie o nubi basse sulle pianure meridionali della regione, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore. Ampio soleggiamento sui restanti settori, dove il cielo sarà in prevalenza sereno o al massimo poco nuvoloso. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 7 gradi, minime tra -2 e 1 grado. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà una bellissima giornata di sole sulla nostra regione, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno o solo localmente poco nuvoloso, specie sull'Alto Adige. Le temperature massime saranno comprese tra 5 e 9 gradi, minime sotto zero. Il mare sarà generalmente calmo, i venti deboli da nord-ovest. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.